La Pro Favara vince 4-0 contro il Casteldaccia e accede direttamente alla fase nazionale dei play-off. La squadra giallo-blu, certa del secondo posto in classifica e del distacco dalla terza a 2 giornate dal termine, può coltivare ancora il sogno di conquistare la promozione in Serie D. La Pro Favara infatti affronterà una squadra campana nella fase nazionale di quelle che saranno le semifinali per l'accesso alla quarta serie. I gialloblu di mister Gaetano Catalano hanno disputato una gara perfetta, praticando un ottimo calcio, dando spettacolo e rifilando 4 reti al Casteldaccia. I gol portano la firma di Lupo, Balistreri e Erbini, che realizza una doppietta in entrambi i casi, ottimamente servito da Caternicchia. Ancora 2 partite al termine del campionato, domenica prossima in trasferta a Sciacca e quindi il 28 aprile la gara finale interna con l'Accademia Trapani, in proiezione della gara d'andata dei play-off in terra campana prevista per il 26 maggio. Ma ecco le interviste. È quello che avevo chiesto ai ragazzi, quello che stiamo lavorando. Sappiamo che ormai, come ho detto tante volte, l'obiettivo principale è sfumato, però abbiamo un altro obiettivo che per noi è importantissimo. Credo che oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello per cui lavorano durante la settimana, l'hanno fatto bene. Non era facile, perché arrivato a questo punto magari non ci sono più quelle tensioni, quelle cose che in quel momento magari avevamo un po' prima perché avevamo l'obiettivo davanti. Però devo dire che hanno fatto una partita per bene, giocata a calcio, hanno lavorato bene, hanno fatto secondo me delle ottime trame, abbiamo fatto degli ottimi gol, quindi sono abbastanza soddisfatto per quello che ho visto oggi in campo e soprattutto perché stiamo recuperando un po' tutti, e questa è la cosa fondamentale. Certo, chi era fermo da un po' di tempo ha avuto anche l'occasione, insomma, di mettersi alla prova, ecco. Assolutamente, sto cercando un attimo di recuperare la Piana, recuperare Bini, anche oggi stesso Miano, manca solo Mattia Reducci e Mistretta, l'abbiamo vista in campo oggi per mezz'oretta, quindi in questo senso sono abbastanza soddisfatto. Le ultime 2 partite per la fine della regular season, la playoff nazionali già ormai insomma conquistate, come saranno queste ultime 2 partite? Ma intanto avevamo questo obiettivo, oggi lo dovevamo raggiungere e l'abbiamo raggiunto. Adesso abbiamo 2 partite, sono 2 partite da non sottovalutare, bisogna affrontare bene perché bisogna onorare il campionato fino alla fine. Ormai ho tanti giocatori a disposizione, quindi innanzitutto cercheremo un po' di portare a termine, come ho detto prima, il campionato nel migliore dei modi, però cercando di farli ruotare e mettere qualcosa nelle gambe, soprattutto a quei ragazzi che sono stati fuori per mesi. Come abbiamo già detto altre volte, è sempre passato in secondo piano perché abbiamo rincorso per 28 giornate, abbiamo fatto un campionato strepitoso e penso che negli ultimi 20 anni, se non vado errato, la seconda non ha mai dato tutto questo vantaggio alla terza e a 2 giornate alla fine ha dato 17 punti. È tanta roba, è tanta roba. Oggi abbiamo dato dimostrazione che siamo una squadra importante, abbiamo deciso di comandare la partita dal primo all'ultimo minuto, così è stato. Avevamo un obiettivo, oggi potevamo vincere qualcosa, oggi abbiamo vinto i playoff regionali, è passato in secondo piano perché non li giocheremo, ma in realtà l'abbiamo vinti e dobbiamo proiettarci a quello che sarà. Sembrava che giocavate a memoria, tutti gli schemi hanno funzionato alla perfezione. Abbiamo lavorato, è un gruppo che fa questo per lavoro, quindi tutto quello che si prova si cerca di poi portarlo in campo. Oggi si è visto, secondo me, uno dei migliori Favara dell'anno, lasciando stare le imprese che abbiamo fatto. Una squadra che ha giocato, una squadra che sapeva dove trovare il compagno, una squadra che riusciva a prestare bene. Oggi è stata una gran Favara, il pubblico si è divertito, noi ci siamo divertiti e non c'era giornata migliore di questa. Veramente era difficile fare il risultato qui a Favara, però voi insomma ci avete tentato e in più occasioni siete state anche sulla scia di realizzare, poi insomma la partita è andata forse come era nelle previsioni. Sì, vabbè, conoscevamo i valori del Favara, ha fatto un campionato a sé con la Nizza, quindi insomma le qualità poi emergono in campo. Noi ci siamo un po' complicati la vita noi perché abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto anche qualche buona occasione, poi quando ha fatto 2 gol il Favara entro il primo tempo, insomma la gara è andata un po' scemando. Ultime 2 partite per la fine del campionato, cosa vuol dire per voi?
Per noi vuol dire tanto, inizia un mini torneo di 2 partite dove per noi domenica prossima sarà fondamentale, abbiamo uno scontro diretto insomma contro il Geraci e là sarà un po' da può dire tanto per noi quella partita, può dire tanto. Un campionato insomma che è stato un po' altalenante per le vostre posizioni, la salvezza credo che dovrebbe essere meritata. Speriamo perché siamo tante squadre lì sotto, nessuna di lì a parte il Geraci ha vinto, quindi onore a tutti che stanno mantenendo insomma questo campionato. Per noi la salvezza significa vincere un campionato. Obiettivamente parlando, fino a qualche partita fa eravamo per ultimi, ora abbiamo anche la possibilità di giocarci una salvezza diretta a 2 partite dalla fine, quindi insomma per noi potrebbe dire tanto ancora questo campionato. Vabbè, ormai avevamo questo obiettivo e l'abbiamo raggiunto. I ragazzi lo volevano fortemente, penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario e sono contento per questo risultato. E poi c'è stato il recupero di importanti pedine insomma che stanno iniziando di nuovo a carburare dopo lunghe assenze. Questa è la notizia più bella di questa giornata, perché i vari La Piana, Miano, Mistretta, ancora fuori Retucci, sono giocatori che nel lungo periodo che ci potevano dare una grossa mano, quindi recuperarli oggi è qualcosa di importante. Playoff nazionali ormai assicurati, 2 ultime partite per la chiusura della regular season, come saranno queste 2 partite? Noi cercheremo di onorare il campionato perché è importante, anche perché ci sono squadre che si giocano ancora i play-out o la salvezza, quindi non regaleremo niente a nessuno, andremo a Sciacca per fare la nostra partita e magari il mister darà più spazio a chi ha bisogno di minuti, visto che qualcuno sta recuperando da poco, quindi io credo che faremo un finale di campionato importante.